Il Pozzo Sacro di Saresta, facente parte di un quartiere cultuale di un più ampio insediamento, venne scoperto negli anni 30 a seguito della ricerca di una fonte d'acqua. La struttura, resa in granito, schiste e trachite, presenta l'inconfondibile pianta ad ankh o toppa di chiave, in cui la forma circolare costituisce il tamburo o tolos del pozzo, mentre la parte rettilinea è formata dall'atrio vestibolo che conduce alla scala. Il vestibolo si pone sul piano di campagna, presentandosi lastricato e marginato da due sedili lungo i muri paralleli, e sotto vi passa una canaletta di scolo. Da quest'ambiente si passa alla scala di 17 gradini che scende verso la cella del pozzo. Il prospetto della scala si presenta più stretto rispetto al vestibolo, il che fa presupporre che l'accesso a questo settore fosse limitato. Una parte della scala residua a cielo aperto, mentre l'altra è sormontata da architravi sottoposti in discesa in modo da formare una scala a rovescia. I gradini terminano nella cella, in antico coperta a tolos, mentre ora residua scoperchiata per 5,25 m, tramite un accesso di luce trapezoidale. Nella base di questa si apre il pozzetto di captazione della vena sorgiva circondato da una ghiera. La camera sale sino all'aperto innalzandosi per circa 28 filari aggettanti. Davanti all'atrio si sviluppa una sorta di piazza Vuntana, ovvero un ampio cortile circolare a cui si accede tramite l'ingresso posto a nord. Questo cortile di piano sopraelevato rispetto a quello del pozzo si presenta nel lato sud marginato da un sedile. L'intera pavimentazione del vano è ricoperta da lastre di scisto e al centro si vede una canaletta di afflusso che porta l'acqua dall'esterno verso la gradinata del pozzo, dove si osserva anche una canaletta di adduzione. Dai materiali rinvenuti durante lo scavo si deduce che l'impianto sia stato usato con soluzione di continuità dal XIII secolo a.C. sino al I secolo d.C.